Eder. Mac Pallister. Stamattina mi ha contattato una giornalista chiedendomi se Liliana aveva raccontato anche a me della sua avventura col farmacista. Sono stato al telefono con lei circa una mezz'ora e non sono certo di averla convinta che Liliana a me di questa storia non ne ha mai parlato. E cosa dovrei dire? Dovrei stupirmi che non me l'ha detto? Dovrei pensare che magari è tutta una stupidaggine, una puttanata? Più la seconda, a mio parere. Vabbè, ma comunque è difficile convincere qualcuno di una realtà, perché quella dell'avventura di Liliana col farmacista è una realtà, ma mica per niente. Ma perché l'ha detto Claudio, cazzo, no? L'ha detto Claudio e allora non servono controprove, l'ha detto Sterpin. Insomma, non servono prove e controprove e cercare di capire come cose e perché. No. L'ha detto Claudio. E cavolo, dai, non scherziamo. Lo zio Fulvio è l'unica persona simpatica nel caso di Trieste, però smentirlo è sempre un piacere. Secondo lui il farmacista non esiste perché del farmacista ha parlato Sterpin. Andiamo a vedere se è vero. Chi erano gli amici speciali di Liliana? Lei mi ha detto testualmente, perché io gliel'ho chiesto. Io ho chiesto a Lili, ma con tutta questa gente, uomini, con i quali vai a prendere spesso un caffè, c'era il proprietario della casa, il quale pagava l'affitto un poco in nero, si trovavano al bar, le offriva il caffè. C'era l'amico Fulvio, c'erano diversi colleghi, qualcuno fuori gioco, col quale prendeva un caffè. Io ho detto, ma questi qua, come diceva giustamente, in triestino si dice così, qualcuno ti butterà un sardone vuol dire tentare eco. E lei mi ha detto testualmente, ma possono fare quello che vogliono, tanto cadono tutti in terra, i sardoni. Quindi Claudio Sterpin non cita nessun farmacista, ma a sorpresa è Sebastiano invece a ricordare un farmacista. Non so come difendermi, non ho prove, non posso. Io su certe cose ho sempre detto, guardate, io so la testa. Comunque in Liliana ho sempre avuto la massima fiducia. Anche perché io tante volte in questi anni sono andato via qualche giorno, anche una settimana, avevo la sorella in Germania, andavo a trovare gli amici in Bosnia, io non l'ho mai tradita. La sua vita, lei decide la sua vita, però lei amava me. Pensa che io ho conosciuto tutti gli amori che ha avuto Liliana, li ho conosciuti, un farmacista. Ha detto Claudio e allora non servono controprove, l'ha detto Sterpin. Un farmacista, cioè li ho conosciuti tutti, andavamo a trovarli, anch'io la mia ex moglie andavo a trovarla con Liliana. Quindi in passato del farmacista aveva parlato Sebastiano più che Claudio, come mai? A me intanto mi è stato chiesto se sapevo qualcosa di questo terzo, chiamiamolo terzo uomo, ma è una bufala pazzesca perché tutti questi fatti a me li ha raccontati lei, per cui non era una confessione. Chiacchierando mi ha detto che aveva avuto una storia, ma stiamo parlando di 40 anni fa, che cavolo di importanza può avere una relazione eventualmente se c'era 40 anni fa, allora possono andare all'asilo a cercare il compagno di banco ancora un poco, ma è ridicolo il fatto di cercare un terzo uomo in questa vicenda, cioè datato 40 anni fa. Il passato di Lili, lei mi raccontava, io non l'ho mai conosciuto, l'ho sentito dire da lei che aveva avuto una storia, non ho idea di quanto, ma ripeto, parliamo di 40 anni fa. Che cavolo di importanza può avere nella morte di Lili un'eventuale frequentazione che lei può aver avuto 40 anni fa? Secondo me è finita là, perché se no se lei me ne ha parlato, evidentemente era chiuso e sepolto il fatto, è chiaro. Lei me ne ha parlato velatamente, noi ci facevamo reciproche confidenze sul nostro
trascorso l'uno rispetto all'altro. Ecco, e io le ho raccontato 2 storie delle mie, lei mi ha raccontato una delle sue, ma senza remore, fine, se vogliamo. Non era né una scusa né niente. Ripeto, bisogna tener conto di questo. Fatti di 40 anni prima. 40 anni. Essere morto il farmacista, povero. Speriamo di no. E allora, io non ho voluto sapere niente di più, niente, perché l'interesse era zero, per capirsi. E allora io lo sto dicendo da 3 anni e mezzo. Io l'ho detto la primissima volta che sono andato il 15 dicembre, il giorno dopo della sua sparizione. Era solamente scomparsa da ieri pomeriggio. Io la mattina del 15 dicembre ho raccontato tutto in polizia, questo compreso, e nella SIT del 15 dicembre. Ma purtroppo per te, per Sebastiano, la tua storia con Liliana continua a non esistere. Beato lui, che cosa posso dire? Beato lui. Non merita commenti una cosa del genere. Io ho piena fiducia in questa procura perché si è messa a lavorare come si sarebbe dovuto fare 3 anni e rotti fa. Io sono relativamente convinto che non potrà non uscire qualcosa di punto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.